Continuiamo a parlare di manovra, lo facciamo con Paolo Galimberti, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, la manovra non piace neanche a voi, in particolare anche voi osteggiate la possibilità che venga aumentata di un punto percentuale l'IVA? Ma guardi, la manovra non ci piace perché è una manovra che parla poco di crescita e parla di sacrifici da imporre ai cittadini. L'aumento dell'IVA è un ulteriore sacrificio che si chiede ai cittadini, è mettere le cosiddette mani nelle tasche degli italiani, perché il 70% del gettito dell'IVA proviene dai consumi delle famiglie e l'aumento del prezzo dei prodotti provocherebbe una diminuzione dei consumi quando i consumi sono il maggiore driver dello sviluppo economico. Per cui l'aumento dell'IVA significa andare a colpire i più deboli, perché ricordo che a pagare l'IVA sono i consumatori, significa per cui colpire i più deboli da una parte e da quell'altra non far progredire, non far crescere il Paese, perché l'aumento dell'IVA avrebbe come ripercussione la diminuzione di circa un punto del prodotto interno lordo. E se fosse solo l'aumento dell'IVA sui beni di lusso sareste d'accordo? Ma guardi, io sono assolutamente contrario ad ogni e qualsiasi nuova imposta. Io credo che ai cittadini italiani siano stati chiesti sufficienti sacrifici. Sento però parlare troppo poco di sacrifici che vengono chiesti allo Stato. Io sono del parere che lo Stato dovrebbe dare in primis il buon esempio. Dovrebbe dare il buon esempio innanzitutto andando un po' a dismettere quello che è il patrimonio immobiliare che non è produttivo, dovrebbe dare il buon esempio andando a vendere quelle che sono le partecipazioni nelle imprese che non sono assolutamente strategiche, dovrebbe dare il buon esempio proponendo dei veri tagli drastici ai costi della politica, perché insomma è sotto gli occhi di tutti quelli che sono il numero dei parlamentari che possono essere ridotti, come possono essere rivisti anche il numero dei consiglieri regionali o accorpati i piccoli comuni e eliminate le province. Dopo anni di sacrifici, anni di sacrifici chiesti agli italiani, è arrivato il momento che i sacrifici vengano chiesti in primis allo Stato. E sul fronte crescita che cosa bisogna fare invece? Guardi, sul fronte della crescita bisogna aprire il cantiere delle riforme partendo dalla riforma fiscale per adeguarci ad una imposizione fiscale che sia ai livelli europei, perché questo penalizza le nostre imprese. Poi bisogna cercare di puntare sul settore del terziario e dei servizi, perché è il vero motore economico del sistema Paese, e dal mio punto di vista bisogna puntare sui giovani. Bisogna puntare sui giovani per una serie di motivi. In primis perché, come ci ha ricordato Unioncamere anche pochi giorni fa, un'impresa su 9 di quelle italiane è gestita da under 35, per cui sono 720.000 le imprese gestite dai giovani, che hanno delle difficoltà oggettive come l'accesso al credito, e per il quale io suggerisco una partizione del Fondo Centrale di Garanzia per sostenere i giovani che vogliono aprire un'impresa ed accedere al credito. Un'altra azione per rilanciare le imprese dei giovani sarebbe quello di ampliare i limiti dimensionali della legge che ha proposto il ministro Meloni, che poi è stata approvata, di quella tassazione fissa del 5%, noi l'abbiamo accolta con estremo favore, una tassazione fissa del 5% per le imprese create dai giovani, ma i limiti dimensionali stabiliti nella legge fanno sì che siano troppo pochi a poter usufruire di queste manovre. E poi bisogna puntare sui giovani cercando di dare ai giovani anche le prospettive di un lavoro. Sempre Unioncamere ha presentato quella ricerca interessantissima dalla quale si evince che 38.000 giovani hanno trovato un lavoro dopo una esperienza di stage in un'impresa. Mi piace ricordare che gli stagisti sono stati accolti per oltre la metà all'interno delle imprese del commercio o dei servizi. Bisogna incentivare i giovani che vogliono occuparsi di ricerca e di sviluppo
per cui che vogliono impegnarsi in un'attività innovativa volta alla crescita del Paese, e secondo me bisogna anche rivedere, continuare in quella riforma universitaria che ha dato importanti risultati, ma che purtroppo ci consegna ancora oggi una università che è poco incline a preparare giovani laureati ad entrare nel mondo del terziario, che è il mondo quello che assume. Grazie Paolo Galimberti. Grazie a lei. E a proposito di riforme